Sponsored by Costa Marina Case Vacanze, B&B e ristorante a Peschici Gargano. Info 348 83 29 295 costamarinapeschici.it. Impresa Valassi Fermo e Franco. L'arte di costruire e ristrutturare. www.valassiff.it. Trattoria Cantù dal 1897 all'Iforna 7 di Olginate. trattoriacantù.com. Studio dentistico Caponero Dottor Livio. Sulla bocca di tutti. caponerolivio.it. Treva Home, la tua casa vacanza sul lago di Como. 340 22 45 235 trevahome.it. Debutta Luciano De Paola al suo ritorno sulla panchina del Lecco a distanza di 5 anni, ma di fronte la squadra bluceleste ha la capolista del girone A di Serie C, il Sud Tirol, una squadra che sta marciando con un ruolino da rullo compressore in classifica dopo 7 vittorie consecutive, il pareggio con la Feralpi Salò a interrompere la corsa in vetta degli altoatesini. Un Lecco che vuole dimenticare i 2 punti in 7 partite e ripartire forte proprio con la nuova gestione tecnica. Si comincia con il Sud Tirol a gestire il primo pallone della partita. Fronte di sinistra, subito calcio di punizione, fallo di Lora che atterra Casiraghi. Siamo sul vertice dell'area di rigore del Lecco, vertice offensivo sinistro del Sud Tirol. Allora Casiraghi, la terza punizione consecutiva nell'inizio del match. Odogwu va a schiacciare in rete, anticipando tutti e anticipando anche Pissardo. 1-0, il numero 9 degli altoatesini sigla il 6º gol stagionale. Era lui il giocatore del reparto offensivo maggiormente tenuto d'occhio dalla retroguardia bluceleste ed è proprio lui a colpire. Lo rivediamo in anticipo su Pissardo che fa la cosa giusta ed esce, ma non vede bene il pallone. Odogwu fa 1-0. Dall'altra parte, dentro il pallone di Tordini, ribattuto fuori. Poi Kraja ha spazio per cercare il destro che nelle sue corde impegna severamente Poluzzi, che deve andarci in 2 tempi. Sulla conclusione di Erdis Kraja, che ha fatto gol da quella posizione già durante la stagione. Masini centrale, il Lecco che torna con la difesa a 4 dopo molto tempo. Nella nuova gestione tecnica di De Paola, Iocolano per Zeliak, la deviazione, Masini prova la rovesciata dentro, poi prova la sforbiciata Mastroianni, tutto molto complicato al 22esimo. Il Sud Tirol prova a ripartire dalla rimessa laterale, il pallone in verticale per Casiraghi che cerca di allargarsi sulla destra, esce Pissardo, non c'è nessuno in porta, Casiraghi vede il compagno, lo serve, Bro va ad alzarla in curva nord col piattone. Ma grande occasione ancora per il Sud Tirol. Forse qui anche la scivolata di Masini che trae in inganno Bro. Proprio il momento di calciare. 60esimo, dentro Ganz, Petrovic dalla panchina per il Lecco. La conclusione di Odogwu. Pissardo la blocca. Dentro anche Morosini per cercare un tridente offensivo diverso. Sbaglia Battistini in uscita. Allora ci prova Rover che si fa vedere soltanto dopo 60 minuti. Il suo destro però va sotto la traversa. Pissardo ci deve mettere i guantoni. Il Lecco continua a produrre gioco anche con Morosini dentro per Ganzi, 2 entrati da pochi minuti confezionano una grande occasione, la risposta di Poluzzi. 66esimo, Lecco continua a giocare bene e a produrre occasioni da rete, ammonito De Paola in panchina che non ha perso il vizio di mettere tutto, la sua voglia in panchina. Si fa richiamare dall'arbitro con il giallo. È il De Paola che si era conosciuto anche a Lecco nella sua prima gestione. A destra Masini, dentro il pallone, Ganza, tempo di girarsi ma non riesce a schiacciare la conclusione. Ancora una volta alta. Non succede più nulla, 94esimo, esulta il Sud Tirol che continua la sua marcia in vetta alla classifica. Il Lecco si deve accontentare dei progressi mostrati durante i 94 minuti, ma i 3 punti vanno agli ospiti.